rossoblu invento in piena lotta per i playoff. Si parte dunque in questo Cirincione, buon traversone, prova a lanciarsi dentro Ferretta, Vagge si allarga, Buso deve arrestare la propria corsa, ancora Buso, viene fermato da Pavan, calcio di rigore, Selvatico, e Vagge la blocca addirittura, controlla, ancora contro Pavan, Buso entra in area, Buso scavalca Pavan, Buso, il pallone dentro, Vagge e Cirincione trova il gol dello 0-1 del Sestri Levante. Silla ha immediatamente pareggiato il Gozzano, sempre con Silla. Bravissimo a capitalizzare l'occasione, sono 19 nel suo campionato. Primissimi minuti tra queste due squadre che si stanno fronteggiando. Vagge, il pallone rimane lì pericolosamente, Bianconi lo mette con le maglie rossoblu, Allegretti si inserisce e va a lato. Questa sì che era una grande chance per Allegretti, una chance per il 10, Allegretti in area, Allegretti! Eccolo qui, il gol del 10, eccolo qui, il gol di Allegretti, sono 22 in questo campionato. Più bello, arriva con una prontezza straordinaria Pavan. Sul fondo, il cross, protesta la panchina del Sestri, protesta soprattutto Alberto Ruvo, vorrebbe il calcio di rigore per un tocco con il braccio. Proprio Alberto Ruvo, espulso. Alto di pochissimo, che conclusione di Grea. Allontana Di Giovanni, fischietto in bocca per l'arbitro, 3 fischi per l'arbitro, 3 punti per il